Sento questa voce inconfondibile che si avvicina e non c'è la cosa da musica di Dillo. Ma vabbè, ognuno poi ha le sue... Allora volevo raccontare del vostro maestoso alveare, simbolo di armonia ed equilibrio naturale. Custodisce la perigina, il vero tesoro della terra, fragile e prezioso, come la vita stessa. Basta Ale. Non è soltanto la casa delle api, ma l'emblema di un mondo sempre più minacciato. L'orso, lo sale,
Italia! Ciao ragazzi! Uno dei miei gusti! Che belli! Ciao ragazzi, grazie! È sempre bello! Ora si avvicina l'allegoria, la loro creazione, vedete un orso ghiondo di miele e alle sue spalle una figura con una corona che non può che essere la regina. Armata per combattere chiunque stia combattendo contro le api e in qualche modo ne stia provocando l'estinzione di una specie così tanto importante per la vita umana. La dolce battaglia, ancora una volta Radio Tema, un gruppo che ci aiuta a capire e ci sensibilizza su un tema così tanto sentito e delicato e attuale. Ecco l'apicoltore alle sue spalle. Vi ripeto con me che questo carro è anche un tributo ad una sfanatica, ci dà del miele, ci dà dell'olio e ci dà del pane, quindi si parla del miele, si parla delle sue api.